C'è attesa per il rientro delle salme dei due alpinisti Matteo Cazzola, ingegnere del capoluogo berico di 35 anni, e Pietro De Bernardini, 25 anni, di Isola Vicentina, deceduti a seguito della valanga in Norvegia che la scorsa settimana ha travolto il gruppo di vicentini. Rientrato e trasportato al San Bortolo anche la guida alpina Andrea Basso, rimasto ferito, e rientrati i superstiti. Mentre per le salme si attende il nulla osta della magistratura norvegese che ha aperto un fascicolo sull'incidente, tempi che si stanno allungando, complice anche il ponte pasquale. Intanto il ricordo e la commozione per i due giovani travolti e uccisi resta acceso. Di ieri la notizia che Pietro De Bernardini, che era ricoverato da una settimana a Tromsø, non ce l'ha fatta, e la preghiera in occasione della Pasqua si rivolge alle famiglie e al ricordo dei due giovani. Si era pensato di dedicare la preghiera pasquale appunto al sostegno alla famiglia per la pronta guarigione, la ripresa e lo ristabilimento. Ora si convertiranno queste preghiere in una veglia per fare in modo, insomma, in suffragio di Pietro. A rivolgere un ricordo e una preghiera nei confronti di Matteo e Don Claudio, ex parroco di Sant'Andrea a Vicenza, che è in costante contatto con la famiglia. Matteo per me è stato uno degli animatori più belli, più bravi, perché era capace di farsi voler bene, era capace di voler bene. Matteo è un ragazzo semplice e naturale, genuino, forse per questo tanti lo hanno apprezzato e ancora tanti lo ricordano in questo senso. E abbiamo fatto una preghiera intensa per lui e con lui, con tutta la famiglia, con lui nel senso che l'abbiamo sempre nel cuore, per noi continua a vivere anche nella nostra vita, nella vita di tanti ragazzi che l'hanno voluto bene, che l'hanno incontrato.